Video dalla cella dei killer di via Castelmenardo, resta un caso a finire sotto attacco social. In queste ore è stato il sindaco Mario Conte insultato dall'autore di quel video, un rapper. Scatta la segnalazione alla questura. Intanto il clima è sempre più incandescente sui social, insulti e minacce anche di morte agli avvocati Seppico e Crea, quest'ultimo bersaglio pure del collega di partito di Fratelli d'Italia e capogruppo Bertolazzi, che lo attacca ormai apertamente definendolo poco coerente. Aveva aggredito un operatore della Caritas e incendiato alcune auto a Monigo. Questa mattina il 27enne camerunense è stato rimpatriato. Continuano le indagini dei carabinieri dopo l'assalto nella villa dei fratelli Furlanetto ad Asolo, minacciati con pistole e coltelli da 3 rapinatori. Parlavano in dialetto veneto, hanno raccontato le vittime. Violentata a 21 anni dopo una serata in un noto locale di Treviso, 2 uomini di 35 e 31 anni condannati oggi a 5 anni per lo stupro. Al tempo, in queste ore fino a domani nuovo peggioramento con il ritorno di piogge, temporali e grandine in diverse zone del Veneto. Un furgone in fiamme, l'autista riesce a parcheggiare e salvarsi, accade a Chiarano, l'intervento dei vigili del fuoco, la colonna di fumo visibile a distanza. Caso di rabbia a Vittorio Veneto, la vaccinazione obbligatoria per cani e gatti sarà gratuita per tutti. La decisione dopo il tavolo che si è tenuto tra Regione, ULSS 2 e Comune. Capriolo raggiunge di notte il giardino di un'abitazione a Castelfranco, ma al mattino disorientato non riesce a uscirne. La polizia provinciale lo recupera e lo libera. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque che si apre ancora con il caso del video dalla cella da parte dei presunti assassini di Francesco Favaretto in via Castelmenardo. È un video, il video che avevamo mostrato per primi mercoledì nel telegiornale di mercoledì, resta un caso. A finire sotto attacco social in queste ore è stato il sindaco Mario Conte, insultato dall'autore di quel video, il rapper Ciacaloco. Il clima è incandescente. Free Santabona, dice il rapper, ovvero Santabona libera. Scatta la segnalazione in questura. Che parli, tu che giudichi gli altri, non sai minimamente come si sta dall'altra parte, non sai minimamente quanto sia pesante passare ogni singolo giorno dentro in carcere. Quindi chiudi quella c***o di bocca, sindaco dei miei coglioni. L'attacco è frontale, verbalmente violento e corre sui social. Nel mirino del sedicente rapper Ciacaloco c'è il primo cittadino di Treviso. Ciacaloco, per la cronaca, è il giovane autore del video in cella con protagonisti Ade e Ozuna, i 2 ragazzi accusati dell'omicidio di Francesco Favaretto. Fino a qualche settimana fa era con loro nel carcere trevigiano di Santabona, detenuto per altri motivi. Oggi è libero e rivendica tutto. I video e le foto li ho fatte io, sono di responsabilità mia. I ragazzi hanno semplicemente partecipato. Essendo compagni di carcere abbiamo svolto un'attività di gruppo educativa, GTC for real. E ti posso assicurare al 100% che i ragazzi sanno benissimo cosa sia il rispetto. E siamo tutti dispiaciuti per la morte del ragazzo Francesco. È stato davvero una tragedia. Da qui l'attacco a Mario Conte per aver commentato la vicenda con il rapper che invita i suoi follower a taggare e insultare il sindaco. Qualcuno lo fa tra i commenti con frasi irripetibili. Nonostante che ti rosichi, che ti bruci il c***o, ti punga il culo, noi continueremo a sorridere, continueremo a divertirci se vogliamo, se possiamo, perché ne abbiamo il diritto. E per tutti quelli che dicono tornate a casa vostra, vi assicuro che casa è dove ti senti a casa. Sotto attacco Conte risponde a stretto giro, non solo via social. Questo sta offendendo, ma visto anche il curriculum di questa persona mi sono permesso di segnalarlo alla questura anche per capire di chi stiamo parlando, però francamente genera tristezza da una parte e rabbia dall'altra. Vedere la totale mancanza di rispetto nei confronti del Paese Italia e delle istituzioni credo che non sia rispettoso nei confronti dei nostri cittadini. Il clamore di queste ore riporta a galla video al limite come questo che sembra girato in Riviera Santa Margherita, piena zona rossa.
Ciacalocco il mio fratello, Pulizia coltello. Ciacalocco, GTC una Delirio social in freestyle, decisamente troppo per il primo cittadino. In un mondo reale una persona appena pubblica un video con armi, con violenza, deve essere preso e rispedito nel suo paese. Vedremo se l'Italia sarà all'altezza di questa sfida. Lo dico anche per proteggere invece quelle comunità straniere che invece hanno una volontà opposta, che è quella di integrarsi, che è quella di lavorare, di condividere. Attorno a Santabona il clima si intorbidisce, diventa surreale e senza freni. Quindi, ripeto e ribadisco ancora, Free Santabona, Free Santa Bronx, liberate tutti i miei frère, Santabona è la galère, GTC for real, Ciacalocco, GTC. Questo è dunque l'attacco al sindaco Mario Conte. Torniamo al video principale, al video che ha scatenato le polemiche, che continua a scatenare polemiche su più fronti peraltro, perché c'è da una parte, e le vedremo fra pochissimo, gli insulti social, anche minacce molto pesanti agli avvocati Serpico e Crea, che sono difensori di due protagonisti del video in cella, ma anche l'attacco politico proprio ieri, le parole ai nostri microfoni di Guido Bertolazzi, che faceva riferimento agli avvocati di queste due persone. C'è stata una presa di posizione forte in queste ore della Camera Penale di Treviso e delle ordini degli avvocati. Lo stesso Fabio Crea ne ha parlato ieri sera a Focus. Oggi però, in una giornata davvero di fibrillazione e di accuse e controaccuse, Bertolazzi è tornato a parlare, ha detto che le sue parole non erano rivolte agli avvocati ma a una persona in particolare, proprio Fabio Crea. Quindi si apre un caso in Fratelli d'Italia. Va ripristinata la pena di morte per questi rifiuti e per coloro che li difendono a tutti i costi. È solo una delle minacce che sui social in queste ore fanno alzare la tensione alle stelle. Intimidazioni e insulti rivolti a Fabio Crea e Mauro Serpico, i difensori di Ade Ozuna, in carcere con l'accusa di aver ucciso Francesco Favaretto in via Castelmenardo. Dopo i video e le foto apparsi su Instagram dove i detenuti ridono e scherzano all'interno della cella, la polemica deflagra tutta interna a Fratelli d'Italia, perché all'indignazione della gente per le immagini all'interno del carcere hanno fatto seguito le parole del capogruppo di Fratelli d'Italia Guido Bertolazzi. Quella "andiamo a vedere chi sono gli avvocati", pronunciata ai nostri microfoni, nel mirino, oltre a Serpico, il collega di partito Crea. La prima reazione di condanna viene dal presidente della Camera Penale di Treviso, Simone Guglielmin. Il ruolo del difensore è stato oggetto di una malcelata aggressione e l'aggressione alla funzione difensiva si traduce in un attacco alla Costituzione, in un attacco a quelli che sono i presidi dello Stato di diritto. Quindi c'è piena solidarietà da parte della Camera Penale trevigiana agli avvocati Serpico e Crea. Confondere l'alta funzione difensiva con una malcelata connivenza tuona significa abdicare ai fondamenti del processo penale e della stessa attività giuridica. Auspico che le istituzioni possano prendere posizione cercando in qualche modo di garantire quella che è la figura dell'avvocato, che è baluardo dei principi costituzionali di democrazia e di libertà. Gli fa eco il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso. La posizione è quella di tutelare la categoria, l'avvocatura, perché se non ci sono violazioni deontologiche o peggio, gli avvocati fanno il loro dovere nel rispetto del dettato costituzionale e della legge e quindi non sono accettabili critiche da parte di terzi. Ma la tensione diventa anche e soprattutto politica, con lo scontro tra i meloniani, Bertolazzi e Crea. Ieri sera a Focus Fabio Crea ha fatto chiaramente intendere che la cosa non finisce qui. Direi che le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia sono di una gravità importante nella parte in cui fa riferimento agli avvocati. Io sono uno degli avvocati interessati, quindi non intendo in questo momento commentare, al di là ovviamente di stigmatizzare
il video e il gesto che è stato compiuto, come ha fatto il collega Serpico. Per il resto penso che ci saranno iniziative importanti per le gravissime affermazioni del capogruppo Bertolazzi. Nel pomeriggio la nota di Bertolazzi che scava ulteriormente il solco. L'opinione da me espressa in televisione non riguarda in alcun modo il ruolo dell'avvocato, che costituisce presidio di garanzia per i diritti dell'individuo e per il quale nutro il massimo rispetto. Il riferimento continuo era al solo avvocato Crea, che da un lato si erige a paladino del diritto alla sicurezza e della lotta alle baby gang, reclamando azioni più incisive nella lotta alla criminalità e addebitando all'amministrazione comunale una non meglio precisata responsabilità, mentre dall'altro, del tutto incoerentemente, difende coloro i quali pregiudicano la sicurezza pubblica. Ritengo quindi legittimo pormi seri dubbi di natura etica su questa doppia veste. La guerra, insomma, è appena cominciata. Guerra, come diceva Daniela Sizzia nel servizio, che è davvero appena cominciata, perché mai come in queste ore lo scontro tra l'avvocato Fabio Crea, esponente di Fratelli d'Italia importante di Treviso, e una parte importante del partito con rappresentanza in maggioranza non è mai stata a questi livelli, quindi vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Intanto torniamo a parlare di un altro fatto che aveva suscitato scalpore, l'aggressione all'operatore della Caritas e al contempo anche l'incendio di alcune auto a Monigo. Era successo in poche settimane. L'autore lo stesso, un 27enne camerunense che è stato però rimpatriato. Siamo molto soddisfatti perché la nostra attenzione particolare all'immigrazione irregolare si è concretizzata e finalizzata anche questa volta nella espulsione, quindi nell'accompagnamento alla frontiera di questo cittadino che aveva creato parecchie problematiche nella nostra città e anche fuori dalla nostra regione, in particolare la problematica alla Caritas, nonché altri reati che nel curriculum criminale di questo soggetto, reati contro la persona, che sicuramente lo delineavano con un alto profilo di pericolosità sociale e criminale. Espulso e rimpatriato, questo è il destino del 27enne camerunense che aveva seminato il panico alla Caritas aggredendo un operatore e responsabile anche del raid contro una ventina di auto in sosta a Monigo a fine aprile. Ne aveva danneggiate e incendiate alcune. Dopo avergli rifiutato il permesso di soggiorno per pericolosità sociale, il 27enne è stato scortato alla frontiera dai poliziotti dell'ufficio immigrazione che hanno messo il giovane su un volo di sola andata per il Camerun, suo paese d'origine. Un curriculum criminale impressionante per l'uomo. Oltre ai fatti già citati, aveva una denuncia per violenza sessuale del 2024 ed un arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale del 2025 per fatti avvenuti fuori regione. Un soggetto pericoloso per la comunità che invece di integrarsi continuava a delinquere. Un danno d'immagine anche per le comunità di stranieri che invece risiedono sul territorio e cercano in ogni modo di vivere pacificamente. L'accoglienza ai cittadini stranieri regolari che vengono nel nostro paese e offrono supporto e prestazioni di lavoro è attestata ai massimi livelli da parte del nostro tessuto sociale. Ovviamente i cittadini stranieri irregolari che creano anche problemi a coloro che arrivano e vogliono lavorare devono essere oggetto della massima attenzione delle forze dell'ordine, proprio perché con la loro presenza creano pericolo e creano profondo disagio sociale. Un plauso al questore e alle forze dell'ordine. Non può esserci tolleranza verso chi delinque, lo ha detto, e torniamo dunque dal sindaco Mario Conte che ha appunto applaudito all'espulsione del camerunense protagonista delle violenze alla Caritas. Un sindaco che oggi è tornato anche sulla sua proposta lanciata a inizio settimana proprio a Ring, peraltro, di togliere la cittadinanza ai Maranza e ai loro genitori. È stata una provocazione, ammette, dopo le polemiche che ne erano seguite, ma resta la sostanza, con un sindaco che chiede comunque una revisione profonda della normativa per chi delinque o non vuole integrarsi. Sentiamolo. So anch'io che la cittadinanza non si può togliere, è altrettanto vero
che serve una riforma che metta al centro la responsabilità dei genitori. Come lo erano responsabili i nostri genitori, è anche importante che i genitori di oggi si mettano in discussione e facciano i genitori, che siano italiani o che siano di altra nazionalità. E credo che per quanto riguarda le comunità straniere una cittadinanza a punti o la possibilità di rivedere anche la possibilità di rimanere nel nostro territorio, se non c'è la volontà di integrarsi, sia quantomeno doverosa. Quindi la mia, che è certamente una provocazione, era rivolta a una proposta di modifica della norma, non certo una richiesta di attuazione con le norme attuali, che non è possibile. Però ho visto che si è scatenato un dibattito, i dibattiti fanno sempre bene. Per me l'importante è tutelare la mia comunità, e siccome la percentuale di reati commessi da stranieri e minorenni stranieri è in netto e spaventoso aumento, credo che bisogna intervenire con delle regole fisse, certezza della pena e mettere anche in discussione quei diritti che sono stati acquisiti. Sempre a Treviso, intanto, il comitato Prima i Trevigiani diffonde il video di un altro episodio di violenza tra ragazzine in un parco. Un parco cittadino, pieno giorno, in primo piano 2 ragazzine, una colpisce con un pugno al volto, la seconda sotto lo sguardo di altre giovanissime che gridano e riprendono la violenta lite. Il filmato è arrivato al comitato Prima i Trevigiani, che lo ha diffuso sui social. Protagonista del fatto una giovane trevigiana che di fronte ad un'aggressione verbale ha reagito con coraggio per difendere la propria incolumità. Si legge sul post del comitato che accompagna i pochi secondi di immagini. Il video che abbiamo ricevuto e ripubblicato oggi è la prova che l'immigrazione incontrollata sta facendo perdere inesorabilmente valori alla nostra società. Concordiamo con le parole del sindaco, che dice di dover togliere la cittadinanza a chi commette i reati e, nel caso di minorenni, ai genitori che non hanno saputo educarli adeguatamente. Prima i Trevigiani chiede ora tolleranza zero contro chi delinque e una politica che metta al primo posto la sicurezza di chi Treviso la vive e la abita ogni giorno. La ragazza e la famiglia, aggiunge il comitato, devono essere risarcite per quello che hanno subito. E adesso l'assalto in villa ad Asolo con i fratelli Furlanetto minacciati con pistola e coltelli. Continuano le indagini ovviamente dei carabinieri. I rapinatori di Asolo parlavano in dialetto locale. È il dettaglio che emerge dalle indagini dei carabinieri sulla rapina a mano armata di mercoledì sera ai danni di Paola e Guido Furlanetto. I 2 fratelli, 67 e 70 anni, rimangono chiusi nel loro riservo, riferendo di aver dato tutte le informazioni necessarie agli uomini dell'arma. La loro linea telefonica fissa, tranciata dai rapinatori subito dopo la loro irruzione, è stata ripristinata, così come è stato riparato l'infisso sul retro usato per entrare in casa. Gioielli e di famiglia di valore non quantificato con 900 euro in contanti sono il bottino del terzetto di ladri, arrivati attraverso i campi di mais confinanti, scelti anche come via di fuga. Il fatto ha colpito tutta la comunità asolana, dove la famiglia è molto nota. È stata un'azione di delinquenza molto sostenuta, molto forte, che non avevamo visto nelle nostre zone da molti anni. Col volto nascosto da passamontagna e armati di 2 coltelli e una pistola puntati al collo dei Furlanetto, li hanno minacciati lasciandoli fortunatamente illesi. L'arma e la polizia locale stanno collaborando per individuare i responsabili. Sono allertati tutti, quindi le telecamere che sono oggetto di controllo da parte della polizia sono messe a disposizione anche del servizio dei carabinieri. La zona tra Asolo e Altivole non è nuova a furti e rapine, come racconta una residente. In diverse abitazioni, anche a novembre alle 5 di sera, praticamente hanno fatto più di qualche casa, però ci hanno detto che dobbiamo star fermi, che bisogna, come si dice, andare avanti così, nel senso che bisogna accettare, e noi non accettiamo più niente, siamo stanchi, punto. L'esasperazione riguarda anche l'impunità nei confronti di chi commette reati contro la proprietà privata. Io sono stanca come tutti qui vicino e anche in altri paesi, non si può andare avanti così, cioè noi siamo vittime a casa nostra, dicono che le persone vengono qui per lavorare, mi sa che vengono qui per rubare e continuano a dire integrazione qui non c'è. Il dettaglio però del dialetto veneto, insomma, fa capire come i banditi in questo caso non vengano dall'estero a quanto pare.
E si è già manifestato in queste ore anche nella Marca trevigiana. Parliamo del maltempo che è tornato nelle nostre zone, un po' in tutto il Veneto, tanto che la Protezione Civile regionale ha dichiarato la fase operativa di allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali in diverse zone del Veneto, tra la Bassa Veronese e il Polesine occidentale, già flagellato in questi giorni, ma anche la Bassa Padovana, la pianura centro-meridionale, centro-orientale, la costa orientale, insomma diverse zone del Veneto, anche la Marca, con fase di tempo instabile, fenomeni a prevalente carattere di rovescio temporale, più probabili su pianura centro-orientale e costa, e possibili anche forti raffiche di vento e locale grandine, come le immagini che abbiamo visto in questi giorni, che vi stiamo mostrando in questo momento, e che riguardano le grandinate forti di questi giorni. Vedremo se così sarà. Resta l'allerta fino alla prima parte della giornata di domani. Adesso torniamo alla cronaca giudiziaria con il racconto purtroppo di una terribile violenza sessuale ai danni di una 21enne dopo una serata in discoteca. Oggi c'è stata la sentenza che ha portato a condannare a 5 anni 2 trentenni. Una serata trascorsa in discoteca, poi la decisione di terminare la festa a casa della giovane a Treviso. La vittima è una 21enne, all'epoca dei fatti accaduti a gennaio 2018. Ma accade qualcosa di terribile. La vittima, dell'Est Europa, il giorno dopo si sveglia sul letto completamente nuda, in stato confusionale e con la casa svaligiata. Non si capacita di cosa possa essere accaduto e va in ospedale per farsi medicare, poi in questura per presentare denuncia. 3 gli imputati, 2 uomini residenti a Treviso di 35 e 31 anni, accusati di violenza sessuale, sono stati condannati a 5 anni di reclusione. Gli avvocati hanno già annunciato il ricorso in appello. Un terzo invece, imputato anche per il reato di furto ed estorsione, è stato assolto con la formula dubitativa. Prima di continuare con la cronaca, una nota di poco fa che fa riferimento all'espulsione del camerunense che aveva seminato il panico, ovviamente l'aggressione alla Caritas. C'è una nota che vi sintetizzo di Don Bruno Baratto, che dirige ovviamente la Caritas di Treviso. Dice: abbiamo appreso che chi ha aggredito il nostro operatore è stato rimpatriato. Da un lato ciò contribuisce ad allentare la tensione di queste settimane, dice, dall'altro rimane il rammarico di non essere riusciti nei suoi confronti in un accompagnamento che purtroppo si era fatto impossibile. Ringraziamo tutti coloro che si sono attivati in questa situazione, tra cui prefetture e forze dell'ordine, aggiunge Don Bruno. L'apertura graduale dei servizi presso la Casa della Carità prosegue, docce e lavanderia sono attive, l'accoglienza notturna non è mai stata sospesa. Ci stiamo impegnando al meglio delle nostre possibilità nel valutare i provvedimenti necessari per riuscire nuovamente a offrire uno spazio custodito e accogliente non solo per pasto ma anche per relazioni che accompagnano la vita. Dunque, da una parte la tensione che un po' si abbassa alla Caritas, ma anche il rammarico per non essere riusciti a fare nulla per questa persona. Intanto prosegue l'attività della Caritas, le parole di Don Bruno Baratto. Ha destato allarme questa mattina una densa colonna di fumo nero grigio e nero che ha invaso parte dell'abitato di Chierano. Lo vediamo in queste immagini, ai confini con Fossalta Maggiore. L'incendio, visibile anche a distanza, ha riguardato un furgone che era in transito. Il conducente proveniente da San Donario si è accorto lungo la strada dello sviluppo delle fiamme ed è riuscito a parcheggiare il mezzo nell'area di sosta di un vecchio bar pizzeria chiuso da qualche tempo. Sul posto lo vediamo i vigili del fuoco che hanno operato per spegnere le fiamme. Il veicolo è andato completamente distrutto, conducente leso. Sulle cause le indagini sono in corso. E adesso torniamo a parlare dei carabinieri. Ieri i dati dell'attività dei carabinieri nel corso degli ultimi mesi, oggi le celebrazioni vere e proprie per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri. L'Arma dei Carabinieri festeggia 212 anni dalla fondazione. Furono infatti istituiti il 13 luglio 1814 dal re di Sardegna Vittorio Emanuele I di Savoia. Era un corpo armato che, adottando il modello di organizzazione territoriale della Gendarmerie Nationale Française, aveva compiti sia civili sia militari. Il nome deriva da coloro che portano la carabina e prima ancora che esistesse l'Italia e la Repubblica, loro già garantivano il mantenimento del buon ordine, motivo per i quali vennero costituiti. Le donne e gli uomini
uomini che compongono l'Arma vennero definiti dal presidente Pertini come dei fratelli maggiori a cui guardare in caso di difficoltà. Ci faceva piacere ricordare questa frase con cui siamo stati definiti. Abbiamo oggi voluto ricordare, ieri abbiamo dedicato spazio ai dati operativi, oggi abbiamo raccontato qualcosa dell'attività di prevenzione che abbiamo svolto in quest'anno, ma la cosa che ci tenevamo di più a raccontare è chi siamo e chi vogliamo continuare ad essere, nel rispetto dei nostri valori e della nostra bussola etica, e questa manifestazione era dedicata proprio a questo, e quindi speriamo di continuare a essere sempre degni dell'apprezzamento e della fiducia che i cittadini ci rivolgono da oltre 200 anni. Alla cerimonia tenutesi a Palazzo Zuccareda sono intervenute tutte le autorità civili, militari e religiose della città, e dopo l'alzabandiera solenne, la lettura del messaggio augurale del presidente Mattarella, ecco la rassegna del comandante, la consegna di ricompense e onorificenze ai militari che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio, testimonianza concreta dell'impegno quotidiano profuso. Lo scorso anno però sono stati anche 55 i feriti, un numero in aumento rispetto ai 40 dello scorso anno. È inevitabile, fa parte dei rischi, sono quasi tutte forme di resistenza pubblico ufficiale, c'è stato anche qualche inseguimento che vi è già noto, con qualche incidente stradale in inseguimento, fa parte, ho richiamato il coraggio, fa parte di chi sceglie di vivere con gli alamari e le stellette. Premiazioni anche per gli studenti dei licei artistici di Treviso e Vittorio Veneto, degli istituti superiori di Castelfranco e Oderzo, protagonisti del progetto Studenti Carabinieri Insieme per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, promosso dal Comando Provinciale Carabinieri Treviso. Studenti protagonisti anche per l'aperitivo finale, dove i giovani dell'Alberini hanno dato prova del loro talento culinario, molto apprezzato anche dal comandante. Se Treviso resta una delle città più sicure si deve anche al loro lavoro, ma non c'è dubbio che molto resta da fare sulla sicurezza percepita. Su questo lavoriamo tutti insieme con le altre forze di polizia, con la prefettura, proprio per cercare di avvicinare il più possibile la sicurezza reale a quella percepita. È una sfida importante che bisogna farla attraverso la comunicazione, attraverso la presenza, attraverso la risicurazione sociale. Non è semplice, ma di certo non ci sottraiamo. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso, nuovo presidio nel pomeriggio ai cancelli dello stabilimento Electrolux di Susegana, dove erano presenti i vertici della CGIL trevigiana, l'ANPI di Conegliano e diversi esponenti del Partito Democratico, i consiglieri Giovanni Manildo e Paolo Galeano e la deputata Rachele Scarpa, insieme per respingere in toto il piano esuberi annunciato dall'azienda per tutti i siti produttivi del territorio nazionale. Vediamo appunto le immagini, vediamo pure le immagini. Vogliamo difendere il lavoro, il reddito di tante famiglie, di lavoratori e di lavoratrici, diretti e indiretti, la capacità produttiva del nostro territorio, ha ribadito la segretaria generale della CGIL di Treviso Sara Pasqualin, accanto al segretario generale della FIOM CGIL Manuel Moretto e a quello della FILT CGIL Sebastiano De Zacchi. Dunque questa nuova presenza al stabilimento Electrolux di Susegana, in attesa poi di quello che sarà il tavolo cruciale al Mimit del 15 di giugno. Scusate. Adesso il caso di rabbia a Vittorio Veneto, con la decisione importante presa dal tavolo di Regione, Comune di Vittorio Veneto e ULS 2, cioè di rendere gratuita la vaccinazione obbligatoria per cani e gatti. Prenderà il via la prossima settimana la campagna vaccinale obbligatoria per cani e gatti del Vittoriese dopo il caso di rabbia registrato nel comune. Vaccinazione che sarà totalmente gratuita. Una decisione che ha trovato allineate Regione Veneto e ULS 2 per limitare le ricadute economiche per i cittadini dell'area interessata. Le modalità di adesione, luoghi e orari saranno decisi nei prossimi giorni e comunicati alla popolazione attraverso i canali istituzionali del comune e dell'azienda sanitaria. Trattandosi di una campagna di sanità pubblica alla quale è importante che aderiscano tutti i proprietari di animali d'affezione del territorio vittoriese, sottolinea l'assessore alla sanità Gino Gerosa, abbiamo ritenuto fosse importante fare uno sforzo sia economico che organizzativo per andare incontro alla popolazione e garantire la massima adesione. La gratuità della vaccinazione contro la rabbia darà la possibilità a tutti di mettere in sicurezza se stessi e i propri animali senza aggravi economici. È fondamentale che nessun proprietario rinunci a vaccinare
vaccinare il proprio animale per ragioni economico-logistiche, evidenzia la dottoressa Francesca Russo, direttore della Direzione Prevenzione e Sicurezza Alimentare Veterinaria della Regione Veneto. Per questo, continua, abbiamo trovato in stretto accordo con l'ULSS 2 e con il Comune di Vittorio Veneto per garantire una campagna accessibile, capillare e in tempi rapidi. Invitiamo tutta la cittadinanza a collaborare. Proteggere il proprio animale significa proteggere l'intera comunità. La vaccinazione è sicura ed efficace. Ringrazio l'assessore regionale alla sanità Gerosa, il direttore generale dell'ULSS 2, dottor Bizzarri, e la dottoressa Schiavon del servizio veterinario dell'ULSS 2 per aver fatto sì che ci sia la campagna vaccinale gratuita nella città di Vittorio Veneto. Voglio altresì ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questi giorni nel quale abbiamo fatto fronte a questa piccola emergenza. E innanzitutto anche i veterinari territoriali, liberi professionisti che insomma stanno aiutando molti cittadini a vaccinare i propri animali. A proposito di animali, la Polizia Provinciale di Treviso è intervenuta per il recupero di un capriolo rimasto bloccato all'interno del giardino privato di un giardino privato a Castelfranco. L'animale probabilmente aveva raggiunto di notte l'abitazione trovando riparo tra gli alberi e le siepi, senza però riuscire a trovare una via di fuga, disorientato dalla presenza di persone, abitazioni e traffico veicolare. Particolarmente delicata la gestione dell'intervento, vista la vicinanza a strade molto trafficate. Grazie all'utilizzo delle attrezzature specialistiche e dotazione, il capriolo, come abbiamo visto in questa immagine, è stato recuperato in sicurezza, trasportato e successivamente liberato in una zona adeguata alle esigenze di questa specie. Inizia stasera la 3 giorni del San Pelaio Summer Fest, siamo di nuovo a Treviso, musiche e stand gastronomici per tutto il fine settimana. Domenica invece la camminata solidale Camminiamo Insieme per la Vita, con un percorso di 6,5 km per raccogliere fondi a favore della Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto. Continuamento dunque stasera, poi domani e anche domenica. A proposito di questo weekend, abbiamo visto a metà TG l'allerta gialla di queste ore e fino a domani mattina per il maltempo, ma adesso vediamo che tempo farà non solo nelle prossime ore, anche nel weekend e anche un po' all'inizio della prossima settimana. È venerdì e quindi lo facciamo con il generale Iannicelli. Continua questa instabilità che ci ha accompagnato negli ultimi giorni, i sistemi perturbati sono scorsi soprattutto sulle Alpi, ma dal passaggio si sono sentiti anche in pianura con fenomeni anche intensi. La situazione si va calmando, vedete dalla carta del tempo, l'anticiclone delle Azzorre, l'anticiclone atlantico punta decisamente verso di noi, però sul suo bordo settentrionale scorreranno ancora correnti instabili e queste potranno dar fastidio a una situazione di completo bel tempo. Comunque per domani mattina, sabato, avremo ancora qualche fenomeno residuo di precipitazione, ma molto isolato, molto sparso. Poi rasserenamenti, quindi si prospetta un fine settimana tutto sommato discreto. Per domenica il cielo tenderà al sereno. Naturalmente, dicevo, c'è un po' di instabilità, quindi della nuvolosità si potrà fermare nel primo pomeriggio, ma non dovrebbe dare effetti. E questo è il tempo che ci accompagnerà per diversi giorni, per una decina di giorni, quindi con giornate anche assolate, però con la possibilità sempre di qualche disturbo, quindi di qualche annuvolamento e di qualche precipitazione. Però, stante le temperature, che diremo che sono basse, non dovremmo avere pericoli di temporali intensi. Infatti i venti sono deboli, di direzione variabile, le temperature, le minime intorno a 15-16 gradi, le massime 26-27 gradi, e queste saranno anche le temperature che cresceranno un po' nella prossima settimana, ma fino a quasi metà giugno non dovrebbero raggiungere i 30 gradi, quindi un tipo di tempo molto più vivibile, molto più piacevole. L'Alto Adriatico è poco mosso ma tende al calmo. È tutto. E noi andiamo nel Bellunese. E ripartiamo da Belluno, anche qui con i 212 anni di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, un patto che si rinnova per i militari a servizio dei cittadini.
12° nucleo elicotteri dei Carabinieri di Belluno c'erano proprio tutti, autorità, rappresentanti delle istituzioni e soprattutto c'erano gli alunni in rappresentanza delle scuole elementari del capoluogo. Con i loro tricolori in mano, in testa, il cap con il logo originale dei Carabinieri, i piccoli amici dei militari hanno contribuito a rendere gioiosa la cerimonia ufficiale per il 212° anniversario di fondazione dell'Arma. Il rito rispettato con l'ingresso della compagnia di formazione guidata dal capitano Andrea Caminiti, comandante della compagnia di Feltre, ad aprire i carabinieri in alta uniforme, poi i comandanti delle stazioni e il reparto forestale, con loro i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri, delle associazioni combattentistiche ed Arma, i gonfaloni. Al prefetto Rocco Berton gli onori, la lettura del messaggio del Capo dello Stato e del Comandante Generale dei Carabinieri. Abbiamo deciso quest'anno di farla in una base operativa, anche per fare conoscere alla cittadinanza i nostri ambienti di lavoro, anche quelli più tecnici e operativi. I dati ufficiali di un anno di impegno sono racchiusi nelle statistiche, oltre 16.000 servizi esterni per garantire la sicurezza della provincia protetta da tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata, dall'odioso fenomeno delle truffe, sollecitata a serrare i ranghi ad ogni livello per contrastare il disagio giovanile. Noi ci saremo sempre a prescindere da qualsiasi statistica. Le statistiche possono essere favorevoli. Un noto quotidiano, come sapete, ci ha fatto risalire di molte posizioni riguardo alla qualità della vita, ma queste statistiche non faranno deflettere minimamente l'impegno dell'Arma nel controllo del territorio e soprattutto nella prevenzione dei reati. Le benemerenze sono state assegnate a 23 carabinieri che si sono distinti in operazioni di servizio che toccano tutti gli ambiti dell'attività istituzionale, recentissime e di grande rilievo, e anche alla scuola elementare di Badilette a Belluno. La scuola Badilette ci ha sorpreso per affetto e iniziativa e gli verrà donato l'albero di Falcone. L'albero di Falcone è un progetto che fanno i carabinieri forestali e viene fatto crescere dalle spore prelevate direttamente dal ficus che cresce davanti alla casa del giudice Falcone. Dai carabinieri alla polizia, stamattina in questura è inaugurata la sala riunioni già dedicata alle vittime del Vajont, arricchita da un maxi dipinto realizzato dagli studenti del Catullo di Belluno. Da una parte un prato fiorito che si inaridisce mano a mano che si avvicina alla diga del Vajont, cartoline che restituiscono il senso del ricordo del passato e di chi è stato vittima, poi la diga in primo piano e l'onda catastrofica con l'orologio fermo all'ora del disastro. Un anno scolastico per la progettualità, poi la scelta di unire i pensieri prima di concretizzarli. Sulle pareti della sala riunioni della questura di Belluno, già intitolata alle vittime del Vajont, che da oggi offre una nuova immagine di sé grazie all'iniziativa che ha coinvolto gli studenti delle quarte A e F del Catullo. Si sono ritrovati in un unico gruppo, sono stati qui con noi una settimana a dipingere con i poliziotti che ovviamente passavano incuriositi, guardavano all'interno, sono stati i nostri ospiti in mensa e c'è stata una grande soddisfazione. Il risultato per me è incredibile, è un dipinto che dà emozioni, quindi hanno colto sicuramente nel segno. Per l'inaugurazione del dipinto sono stati invitati i ragazzi Gioia Bonanni, Sofia Candeago, Daniele Casaburi, Carolina De Pra, Laura De Barba, Elena De Cesero, Sefora Faldini, Aurora Ganz, Zoe Pin, Sasha Sommacal, Melody Soppelsa e Nina Viel, accompagnati dai docenti e dal sindaco di Longarone Roberto Padrin. Non posso che dirvi veramente grazie, quindi troveremo il modo, e sto pensando veramente a tutta una serie di cose che condivideremo insieme, e quindi ora finito l'anno scolastico, ma già all'inizio del prossimo ci metteremo al lavoro e all'opera per realizzare queste iniziative insieme. Un lavoro di grande impatto emotivo, un'iniziativa che offre una duplice chiave di lettura, quella più importante legata inevitabilmente al patto educativo che è necessario stringere con i giovani, tanto più in un momento complicato e delicato come le cronache di questi giorni hanno ben raccontato. Quando noi ci portiamo qui in questura dei ragazzi fra i 16 e i 22 anni, la ritengo più una sconfitta che un'attività nostra che dobbiamo obbligatoriamente fare. Noi insistiamo su quello che è il mood principale della prevenzione, quindi andando a parlare con questi ragazzi, soprattutto andando in una fase d'ascolto, ma in questo momento mi sento di dire che dobbiamo anche dare loro delle indicazioni precise su quelle che sono le conseguenze degli atti che pongono in essere. Non si parla più di bravate, ma si parla di reati, di delitti, e quindi con responsabilità diverse.
Un alto abete si è schiantato sul tetto di un'abitazione a Perarolo di Cadore, nella frazione di Carsiè. Il fatto è accaduto ieri mattina, qualche minuto prima delle 10. L'allarme ha mobilitato le squadre del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pieve di Cadore e l'autogru che è arrivata direttamente da Belluno per consentire la movimentazione della pianta, alta oltre 30 metri e del diametro di 1 metro. Fortunatamente, oltre ai danni strutturali alla copertura dell'abitazione, non sono rimaste coinvolte persone. Intervento di messa in sicurezza e rimozione dei carichi che si è concluso nel primo pomeriggio di ieri. C'è diffusa preoccupazione in provincia circa la paventata ipotesi di accorpamento dell'ufficio scolastico provinciale con quello di Treviso dopo che il dirigente Salvadore è stato trasferito proprio nella Marca e il suo posto vacante sino ad ora non è stato ancora coperto. Oggi la questione è arrivata all'attenzione del ministro dell'istruzione Valditara grazie all'interrogazione presentata dalla deputata Elisabetta Piccolotti, firmata insieme alla collega Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra. Nel testo si chiede al ministro l'istituzione di un tavolo di confronto per assicurare la piena autonomia dell'ufficio scolastico provinciale di Belluno e il suo potenziamento attualmente gravemente carente in termini di organico. Era l'ultima notizia di questo telegiornale, grazie per essere stati con noi, vi lascio al meteo, arrivederci.